Sentite i rumori? Ci sono rumori, c'è la musica, è un macello. Un macello. Allora, sì. Pronti? Via dagli spogliatoi dello stadio Diego Armando Maradona. Abbiamo cambiato un pochino, perché ogni tanto bisogna cambiare. Buonasera amici miei, benvenuti. Io, come sapete, la prima cosa che devo fare, altrimenti i mod stessi mi cazzeano, lo sapete che cosa devo fare? Devo lanciare la notifichetta al canale Telegram al quale voi siete sicuramente iscritti. Se non siete iscritti, musica un po' troppo alta, forse è meglio abbassare un po'. Meglio? Non so. Fatemi sapere se la musica va bene. Nel frattempo, al canale Telegram al quale voi siete iscritti, altrimenti siete completamente pazzi, diciamo che siamo live. Boom. Allora, sì, anche stasera in live, ma ovviamente oggi facciamo vari appuntamenti, ragazzi. La notifica è andata benissimo e io vi saluto un pochino. Sì, sono io che suono il basso. Allora, andiamo a vedere. Io sto anche pensando che domani ci sono i sorteggi. Stavo pensando di fare i sorteggi live, la reazione ai sorteggi live. Vedremo, perché dipende da che ora, perché per i sorteggi è presto al mattino. Io oggi ho fatto fatica a svegliarmi. Comunque sia, cominciamo a salutarvi. Evelyn Lozano, lo so, Giancarlo Pacelli, c'è anche il buon Tori Falà, il Borussia, infatti sì. Chris, Charles Bukowski, buonasera. Sabato Mascolo, carissima Rita, buonasera. Mi pare, non lo so se l'ho fatto l'hashtag, il comando Fabian, ma ne parleremo, Francesco. Sì, Daniele, sono io. Dario Camerino, Giancarlo Pacelli, ottima vittoria, sicuramente. Buonasera Steve. Tu contrabbasso, alla grande Daniele, alla grande. Col contrabbasso si lavora. Quando la musica ritornerà, conoscere il contrabbasso e saperlo suonare dovrebbe essere un di più, un plus per lavorare parecchio. Quindi complimenti. Lexa Woods. Vedi, c'era il coso per Fabian. Scetati che sei forte, crediamo in te. Io sto smettendo di credere in lui e forse anche Gattuso, ma vedremo. A rosse casi da Nuvash. No, vabbè, questo è il ma tu dici per i rumori? Amico mio, io sto al terzo piano, ma non significa niente. Vabbè, mo c'ho pure la finestra aperta, quindi figuriamoci, sarà un macello totale e continuo, ma non fa niente, fa parte di questi live i rumori. Buonasera Tony. Allora, like per lo sfondo nuovo, veramente bellino. Grazie Rita, alla grande. Fabian out, De Paul in. Evelyn, De Paul, ma tu hai capito quante squadre lo vogliono? Lo vuole il Milan, lo vuole la Roma stanno arrabbiatissimi che lo vogliono subito a gennaio. Non sarà facile, il prezzo pregiato, lui non se ne vuole andare, non è facile. Dario Camerino, Fabian mi sta seriamente rompendo i cosiddetti, anche a me. Buonasera Marat. 13 italiane, esatto, quindi -6. Fatevi un po' i conti e 7, ma vediamo, la lascio all'improvvisata, se ci riesco la facciamo, altrimenti buonanotte, fa niente. Solo per me Fabian si deve dare molto di più, ma nemmeno malaccio. Non malissimo oggi, nel senso che ho visto provare qualche passaggio di prima, però quando pure Gattuso lo leva ha capito che bisognava cambiare ed era quello sacrificabile, perché Zielinski sta più in forma, ragazzi, questa è la verità. Mario delle Vedove, Brewer, che pure lo sto vedendo un po' tranciante negli ultimi giudizi. Calma, che devono riposare. Franco Santana, Nino Bertucci,
lasciate i like, ragazzi, state lasciando i like perché altrimenti i miei mod cominciano a spammarvi. Lozano da 10, beh, Lozano ha spaccato la partita, non c'è nulla da dire e lo analizzeremo con calma. Mario Mallardo, Giorgio Mele, il mio cuginetto, ci siamo ma non ci tesseriamo, è vero, molti ci sono ma non sono tesserati, non sono iscritti al canale, iscrivetevi al canale. Walter, come andiamo? Ottima reazione di Gattuso, esatto, perché il cambio al 45esimo non è banale, è una cosa che non succede spesso e ci è piaciuta. Almeno a me mi è piaciuta, a me mi è, perché proprio più volte. Valerio più atteso di un cross azzeccato di Gulam anche oggi male maluccio. Angela, buonasera, tranquillo, un gatto di 5 mesi. Ah, vedi, ok. Stiamo entrando nelle cose personali. Ciucchi for President, senza dubbio, Luigi, senza dubbio. E Gennaro Corvino, che dal Messico ci segue dappertutto, ma quanto è forte il Ciucchi, è forte veramente tanto, ha spaccato la partita, il suo ingresso, in questo momento ci sono pochi elementi che sono difficili da tenere fuori. Buonasera a tutti, buonasera Roberto, buonasera Ponticelli, ciao Fabio. Torre Faranga ha smesso di credere in Ruiz, non sei l'unico amico mio. Come giudichi la prestazione di Politano? Ma non è stata pessima, voglio dire, è stato tutto il Napoli che è stato pessimo, dovevamo cambiarli tutti e 11, però ovviamente sai che Insigne ha una cosa preferenziale con Gattuso, è difficile che Insigne, almeno che non sta facendo malissimo, venga cambiato, e quindi per mettere Lozano, che era una cosa indispensabile, è toccata a Politano. Ciao Lionar, Michele, Sant'Angelo, i cambi le cambiano e noi godiamo sempre Forza Napoli, ora testa che rimane nel Lazio, infatti. Catto vuole De Paul alla Roma, ma Catto lo so, perché non lo può volere alla Fiorentina, non lo può volere al Verona e quindi lo offre alla Roma, ma io lo prenderei anche io molto volentieri. Gianni Di Franco, prima o poi cercherò di ampliare il range comprando un contrabbasso anch'io. Ragazzi, è una cosa importante, io qua c'ho l'elettrico per alcune situazioni, belle riempie una volta. C'è una cena, spettacolo, bisogna fare jazz e vengo col contrabbasso elettrico alla canna. Assolutamente Di Lorenzo, Insigne, Fabian si deve riposare. Insigne non lo so, Insigne fino alla fine, fino al 90esimo ha continuato a coprire e ha fatto il solito lavoro difensivo. Di Lorenzo e Fabian ovviamente, ma Fabian si deve riposare assai. Di Lorenzo secondo me una partita deve saltare e voglio sperare che Malqui sia recuperato. Ciao Mariano, ricordate Juve-Napoli 4-3, Lozano spaccò la partita, vero? Quello fu l'esordio assoluto e poi ci fu un macello e tutto il resto della stagione. Fabian via 60 e De Paul a 50. Evelyn, sì, se fosse il giochino scudetto, se fosse Championship Manager sarebbe facile. Purtroppo le dinamiche di mercato sono un po' diverse. Se Gattuso vuole giocare 4-2-3-1 in mediano, non è meglio la coppia Demme-Bakayoko? Senza dubbio, ma abbiamo visto anche sprazzi di Demme-Zielinski oggi e dopo Bakayoko-Zielinski e dopo addirittura Bakayoko-Lobotka. Si può fare, l'unico problema è quando ci sono Bakayoko e Fabian insieme che rallentano tutta la sanguetta assolutamente. Ottimo ingresso in campo di Lozano, ma a me è sembrato che a quel punto sono saliti in cattedra i top ma anche Mertens era in crescita, assolutamente. Però Lozano l'ha spaccata saltando l'uomo, ragazzi, perché la Sampdoria era bella chiusa, era difficile. Ma affronteremo tutto, adesso dopo che vi ho salutato un po' tutti, facciamo un mini editoriale. Buonasera, benissimo la reazione, grande Lozano, è stato l'artefice della vittoria, speriamo che ritorni presto Osimhen per variazioni sulle squadre che vogliono chiudersi. Assolutamente Rachele,
serve proprio come il pane, qua si parla dell'anno prossimo, ma comunque. Pasquino, Fabiano comunque un giocatore troppo forte per giocare con noi, è sprecato, non te ne faccio una colpa se te ne vai, Fabi, amore mio. Sì, possiamo vederla anche così. Va amore, vai tranquillo. L'ho detto ieri sera, è vero? Ieri sera abbiamo fatto la simulazione e io ho vinto 2-0 con il Napoli Sampdoria, però Jankto ieri l'avevo detto e quindi male proprio. Angela, Google is your friend. Allora ragazzi, hai sentito Gattuso riguardo a Fabian? Sì, l'ho sentito. Daniele dice che era dispiaciuto, ma Gattuso gli ha detto guarda, alza la testa, caro amico Bellino, perché capita, bisogna riposare, a volte bisogna uscire dal campo per fare spazio agli altri, e dai, e va bene così. Allora, amici belli, nel frattempo che io recupero tutti i nuovi messaggi e prendo fiato per fare un pochino un recap di come è andata la partita, vi chiedo di scrivere, lo sapete già come fare, !Lozano, perché il nuovo comando è pronto, quindi via con !Lozano e il bot reagirà. Dopodiché io mi devo cercare di ricordare un pochino come ha giocato il Napoli, lo so perché avete visto anche la reaction, se non l'avete vista c'è il messaggio bloccato in alto con il link per la reaction, andatela a vedere, tornate. Era una reaction dove io ero un pochino anche assonnato e il primo tempo era da sonno, ma da sonno da incubo vero e proprio, perché il Napoli l'approccio anche benino, c'è stato quel tiro di Zielinski, poi su una ripartenza non ricordo bene, qualcuno ditemi voi se ve lo ricordate bene, se ricordate delle responsabilità specifiche. Credo che Di Lorenzo fosse troppo in avanti e non ha accorciato poi al ritorno. Jankto se n'è andato, la mette sotto la traversa, dopodiché comincia la partita solita della Sampdoria e vabbè, però poi il Napoli non ha dimostrato di avere tanta verve e il famoso coltello tra i denti. Qualcuno mi diceva la forchetta tra i denti, perché il Napoli aveva la forchetta tra i denti nel primo tempo. Lenti, compassati, senza presenza in aria, perché con il 4-3-3 era un 4-3-3, non fatevi ingannare da Zielinski, dovete guardare quando la palla ce l'hanno gli avversari, e la palla con gli avversari l'hanno avuto poca, ma quelle poche volte basta vedere come il Napoli difende, e c'erano Fabian e Zielinski per il primo pressing insieme a Mertens. Quello è il 4-3-3. Poi in fase di possesso Zielinski un po' più avanti di Fabian, si dovrebbero alternare in teoria ma non si alternano, e quindi c'era il doppio play là. Non brillanti, non esagerati. E la cosa bella è che Gattuso finalmente fa un cambio al 45esimo, un doppio cambio decisivo. Io a fine primo tempo ho detto ma fammi capire una cosa, ma con il Crotone, che comunque è una squadra piccola e abbiamo fatto cose ottime, chi c'era in attacco? C'era Petagna. Allora serve un po' più di presenza in aria, per quanto Petagna non sia un grande giocatore straordinario, ma la presenza in aria ti permette poi a quelli che stanno dietro di creare un po' di scompiglio, perché almeno un difensore o due li devi tenere occupati. Ed ecco che quello che succede nel secondo tempo: Petagna deve tenere occupati i difensori, Lozano crea la superiorità numerica perché c'ha la verve, c'ha lo spunto, è veloce nel puntare l'uomo. A destra mi piace sempre di più, e dovete convenire con me che l'ho sempre detto, che a destra è più imprevedibile perché non deve fare solo il rientro sul destro ma può anche mettere i cross, e questo è stato. Chiude entrando in aria di testa alla grande, cross di Mertens, quindi assist di Mertens, e poi confeziona l'assist per Petagna che di testa non fallisce, molto bene, meno male, e va a abbracciare Gattuso, perché comunque lo spogliatoio c'è, i ragazzi apprezzano il lavoro che sta facendo Gattuso. Dopodiché il secondo tempo anche abbastanza bene, non credo abbiamo sofferto più di tanto. Meret fa una parata, abbiamo scongiurato l'Eurogol di Quagliarella che era dietro l'angolo, un gol ottimo l'ha fatto Jankto, ma poi
abbiamo controllato abbastanza. Ripartire da questo secondo tempo, tutti i moduli vanno bene, ragazzi. 4-3-3 e 4-2-3-1 vanno bene, sono importanti le caratteristiche dei giocatori, perché altrimenti se siamo troppo piccolini siamo poco efficaci, se siamo troppo lenti siamo poco efficaci, e se siamo... Quindi, in chiusura di questo editoriale, io vi dico, molto più incazzato oggi per il primo tempo che ho visto che in Europa League con la Real Sociedad, perché quella era la partita che dovevamo fare, questo non era il primo tempo che dovevamo fare. Male proprio perché abbiamo rischiato di farla più affannosa di quello che è, e quindi non va bene. Editoriale finito, spero non abbia detto stronzate. Comunque andiamo a recuperare un pochino di messaggi e andiamo veloci. Mertens molto meglio dietro Petagna, che unica punta, sono d'accordo, oggi specialmente. Poi Mertens lo può fare, però oggi era importante lasciarlo più libero. Premesso che sono abbastanza soddisfatto di questo Napoli, vedo un po' di partite delle marcature leggere sulle fasce e un'ostinata ricerca ad attaccare centralmente. Difetto o volontà di Gattuso? Amico mio, io non sottovaluterei il fatto che Di Lorenzo sta stanchissimo e quindi è difficile stare appresso agli avversari, e quando riparte perché vuole spingere poi si trova a rincorrere al contrario. E stessa cosa Gulam, male proprio. Mario Rui molto meglio. Avevo visto il buon Elpidio, eccolo qui. Ahimè, io vedo una regressione sul gioco. Se non giochi con Lozano e metti sotto punta Zielinski e Fabiano, non segni neppure per opera dello Spirito Santo. Ottimo Manolas, K2 non deve superare la metà campo. È un'analisi che ci sta. Curiosità, ma quando dici nelle reaction amore, la chiami veramente? Non lo saprete mai se c'è dietro le quinte oppure no. Non lo saprete mai, un po' di mistero. Ma avete notato Lollo alla Gomez? In che senso, Bepi? Nel senso più centrocampista? Io penso che Lorenzo abbia fatto la sua partita solita, sempre lì sulla fascia, ripiegamento, ogni tanto rientrava, ma è il suo solito gioco. Vale, ho sentito che Osimhen tornerà alla partita di Supercoppa contro quelli là, speriamo, almeno. Petagna è fondamentale quanto Lozano ci ha dato profondità per uscire dal pressing e un punto di riferimento nei cross, oltre a fare sportellate nel finale. Molto vero. Gattuso ha saputo leggere la partita e ha fatto i cambi giusti. Il problema è saperla leggere prima del fischio di inizio, mettendo la miglior formazione in base alla caratteristica dell'avversario. Antonio, sono d'accordo in linea di massima, sì, però ricordiamoci che tra 3 giorni, praticamente c'è un giorno di rifinitura, c'è l'Inter. Quindi io sono convinto che Gattuso abbia anche pensato a questo quando ha fatto la formazione, che bisogna alternarsi perché ci stanchiamo da morire, e mo c'è l'Inter, cioè la Sampdoria tu potevi anche ipotizzare un po' di turnover, ma con l'Inter come fai? Il buon Meret dice la sua, gol evitabile, Meret posizionato male, non chiude lo specchio della porta e lascia troppo spazio sul palo dove era posizionato. Sì, però quello l'ha tirato una botta nell'incrocio, non credo fosse possibile pararla, a meno di un miracolo, non lo so. È stato Petagna a segnare di testa o Lozano gliel'ha attaccata alla testa? Questo pure è vero, molto preciso. Spam di like, forza ragazzi, perché siamo più o meno nella media solita dei 120 spettatori, alla grande. Come ho già scritto, ci sta questa vittoria leggermente sofferta, secondo me pure la Juve sta faticando dopo le coppe, non possiamo vincere ogni partita, ma era chiaro, ma io non mi aspettavo il 4-0, un 2-0 sì, volevo evitare quel gol preso, però lo dimostra insomma la Lazio che fa l'impresa in Coppa e paga, la Roma perde in Coppa e quindi recupera, il Napoli in questo momento ha pareggiato in Coppa, non ne siamo stati soddisfatti, vince, e Gattuso parlava del Borussia Dortmund, insomma non è facile ragazzi giocare ogni 5 minuti, veramente non è facile. Allora, Tore Falanga, grazie mille. Devo spostare Mertens un po' più di qua perché mi compare in faccia e mi dà quasi una gomitata
Grazie amico mio, dove stai? Fammi vedere. Sostituire durante l'intervallo è un segnale forte e sono d'accordo. Io credo che i giocatori non se la prendano, insomma Fabian non se la prenda e Politano nemmeno se la prende, perché alla fine Fabian quello lo fa giocare sempre. Politano si sta alternando con Lozano, ma serviva proprio la freschezza di Lozano, l'imprevedibilità. Oggi i cambi mi sono piaciuti, sul pezzo. Considerando che la Samp difendeva praticamente con 8 uomini, sono felice di questa vittoria ed era quasi impossibile trovare spazi con i giocatori che avevamo. Secondo te Malqui potrebbe far riposare Di Lorenzo o meglio aspettare Yusai? Guarda, è un mistero della fede, Charles. Non lo so, Malqui era in panchina, quindi immagino sia abile e convocabile, altrimenti sta a casa. Io non dico con l'Inter perché non me l'aspetto un Malqui titolare con l'Inter, però mi sembra chiaro che Di Lorenzo ha bisogno. Di Lorenzo ha chiuso anche in crescendo, devo dirvi la verità. Se andate a vedere la reaction faccio notare alcune azioni, specialmente in sfondamento, peggio in difesa ma meglio in fase di costruzione. Però ha bisogno di riposare, è ovvio, non ha freschezza, si perde l'uomo ogni tanto. Luigi della Vecchia, ti ho visto. Donare durante la chat è un segnale ancora più forte. Grande Luigi, grazie per il tuo supporto sempre, grazie mille. È finito il primo tempo, ragazzi. Ovviamente voi mi terrete aggiornati perché io non posso, se no andiamo nelle chiavette a livello di a livello di che? Di connessione internet, non posso fare niente di tutto questo. E quindi mi farete sapere. Noi vediamo di sfondare, di finire anche nell'inizio del Milan. Vediamo come va la live. Delusione Napoli, battuto in casa dalla Sampdoria. La Repubblica dà i numeri, mi scrivono cose, non lo so, poi rettificheranno probabilmente, però non lo so se si vede. No, perché bianco sul è grigio sul bianco. Pare che la Repubblica abbia detto un'ora fa delusione Napoli battuto dalla Sampdoria. Ma The King Bro si è iscritto al canale Caffè Napoli 1926, lo pariamo e lo mettiamo qua sotto. Grazie amico mio, benvenuto assolutamente. Allora, segui quello che ti dice Stream Element, vedi che ti dice cosa fare. Non dimenticare il canale Telegram per le notifiche, perché noi andiamo di qua e di là, in altre piattaforme che non si possono ricevere, perché pare che non si possono ricevere. Alessio Mascolo, meglio mettere Mertens COC o Zielinski? COC nel senso centrocampista offensivo centrale? Con Zielinski hai l'ibrido, la possibilità di essere ibrido e di essere un po' più coperto. Zielinski lo fa bene, secondo me lo fa anche meglio di Mertens. Però non dobbiamo decidere uno o l'altro, ragazzi, devono alternarsi. Mertens oggi l'ha fatto bene nel secondo tempo, molto bene. Federica Nevano, ti prendo, ti paro, ti ringrazio e ti do il benvenuto e ti metto qua sotto anche a te. Benvenuta e grazie mille Fabio. Senza domanda, un bacino per il cicchetto. Marco Di Bello, ti saluto. Mi saluti, ti prego, assolutamente, non c'è problema. DAZN Ruiz, nel senso di lentezza, mamma mia. Ma a me sta andando bene, devo dire la verità. Non Fabian, ma DAZN sta andando bene. Ma perché il DAZN canadese, ma non lo so come, se quello italiano è peggio. Vorrei sottolineare il fatto che il primo gol di Lozano è stato propiziato da una lotta vinta da Insigne che la cede a Mertens e che indovina un cross delicatissimo. Bravo Tore. Contrasti, decisione. Io il coltello dai denti nel secondo tempo l'ho visto, nel primo tempo no, ma nel secondo tempo ho visto la reazione, la voglia di vincere, di ribaltarla.
Quindi sì. Un Cop Miners ti piacerebbe nel nostro grande Napoli? Luca Sarno, tu non puoi avere idea, ma nella cosa che è appena uscita scritta qua, nell'altra piattaforma dove noi stiamo giocando a scudetto, a Championship Manager 0102, con i database aggiornati ad oggi, è stato l'acquisto più costoso della mia gestione. Ho comprato proprio Cop Miners e l'ho messo fisso a centrocampo insieme a Demme. Si alterna con Bakayoko Demme, ma Cop Miners fisso titolare. Fabian ultima scelta, gioca di più Elmas nella mia squadra. Pure Elmas poteva giocare oggi, ma prendono sempre alle spalle di Lorenzo, vedi gol mangiato dalla società e gol preso oggi sempre nel primo tempo. Sì, e credo sia il problema che comunque lui vuole comunque attaccare per creare la superiorità numerica, ma poi fa fatica a rientrare in tempo e quindi pure stanchezza, non lo so se è una questione proprio tattica, ma la stanchezza influisce sul fatto che tu nel rientrare sei in ritardo. Io sono sicuro che la sconfitta a tavolino peserà tantissimo, Amaro Carmen Giannà, speriamo di no, non dico speriamo che la ribaltano, perché ci credo poco, ma speriamo che non peserà. Comunque per me Amayoka Ospina, Di Lorenzo, KK, Manolas, Yusai, Fabian Zielinski, Lozano, Mertens, Insigne, Osimhen quando torna, ora Petagna. Sono d'accordo su tutto tranne Fabian. Al posto di Fabian Demme là secondo me serve per l'equilibrio. Demme, Zielinski proprio Demme, Zielinski. Ciao Francesco. E a tutti, non continuiamo a lamentarci oggi, prova di carattere, non dimentichiamo che abbiamo fatto una guerra solo giovedì e oggi ancora in campo chi si prepara in un giorno, esatto, ma questo oggi c'era poco da preparare, cioè c'era da preparare perché comunque affrontavi una squadra chiusa, però sì, il problema è con l'Inter, capito? Cioè tutte una dietro all'altra, tutte partite toste, non è facile. Hanno detto che la fidanzata di Fabian è incinta. Quando ha iniziato a fecondarla? 3 anni fa? Oddio. Mancano 3 like, ragazzi. Forza, questi 3 like così, che voi state belli, rilassati, con gli occhiali da sole magici, colorati, trasparenti, che ti fanno il vedo non vedo. Io con questi occhiali vedo e non vedo i 100 like. Chiedo ai miei moderatori quanti like volete, perché a me non fa niente, però i moderatori quanti like vogliono oggi? Chiedo io. Saludos desde Hollywood CA. Jesus Romero. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, my friend, in Hollywood? La bella vita, spero tu faccia la bella vita. Peste a infettare, benvenuto nel canale, ti prendo, ti metto qua, benvenuto iscritto, nuovo iscritto. Luca Cipolletta, buonasera, vediamo un pochino. KK, un paio di giorni di riposo per favore, che mi sto giocando il fegolo a vederlo sbagliare certi passaggi. Lo so Aitan, lo so, è tosta, ma purtroppo neanche oggi, e ti aspetti che salta l'Inter. Gattuso ha deciso che KK non riposa più. Oggi è chiaro, perché non ha riposato contro il Crotone, doveva riposare. Rumori. È una roba. Basta! E che cazzo, basta! Maledizione. Che tal? Allora, a 500 like Valerio tinge i capelli azzurri, ma non credo proprio, ma anche perché non arriveremo mai a 500 like, quindi sì, la puoi anche dire, perché non succederà mai, siamo un canale piccino, non si può arrivare. Ho visto Mariano, Gattuso oggi era così, Gattuso oggi ha avuto gli occhialuzzi della cosa, Petagna glieli stava pure scassando nell'esultanza. E evidentemente ancora c'ha dei fastidi, ha problema all'occhio e quindi va bene così, speriamo che si riprende. Ho letto, insomma, ha lasciato solo delle dichiarazioni a Sky, poi mi pare che non essendoci
i giornalisti in sala stampa se ne aiuta. Secondo me sta soffrendo proprio assai, perché il fastidio di non poter tenere l'occhio aperto, la rottura di coglioni. Ma perché il presidente del CONI ha rilasciato l'intervista e ha affermato cose che non doveva proferire? Al TAR della Laurentiis chiede almeno 50-60 milioni di euro la montare della qualificazione in Champions. Giancarlo, quando le ha dette queste cose il presidente del CONI? Se sono cose vecchie non lo so, però se sono cose nuove aggiornatemi. Pasquino voleva chiedere ufficialmente scusa a Lozano, cingami madre, signor Ciucchi. No, vabbè, ma tante persone, mica solo tu, tanti hanno dato giudizi troppo veloci e trancianti sul Ciucchi. Ragazzi, è entrato in un anno difficile, messo in insomma non in condizione di giocare bene, messo prima punta, insomma roba difficile. Marat, ma tu che mi mandi un messaggio privato pensavo una cosa importante, Yam, mi fai distrarre, forza, che ci vedreste un Eriksen a centrocampo per il Napoli? No, perché Eriksen deve giocare trequartista e potrebbe giocare solamente come sottopunta a Napoli, potrebbe giocare anche esterno sinistro, esterno destro, sì, però prende una barca di soldi e si deve rilanciare. Il Napoli non è la squadra per fare questo, assolutamente. Voglio vedere Fabian Zielinski, se il primo ha bisogno di riposo solo per mettergli in testa che nessuno ha mai posto sicuro, lui ha giocato con troppa superficialità. Vincenzo, mangiati qualche virgola, se no non capisco niente. Tra maiuscoli e senza virgole non riesco a leggere il tuo messaggio. Abbi pazienza. Ragazzi, si parla troppo poco di Costantino Manolas stasera. Hai ragione, amico. Manolas in grande crescita, ma costante. Sono parecchie partite che Manolas ci sta piacendo. Noi siamo stati anche un po' trancianti. Io sono stato, lo ammetto, sono stato un po' tranciante nei giudizi. Perché? Perché a Manolas si chiedeva la prima impostazione. No. Ma se a Manolas gli chiedi di stare attento, di fare il colpo di testa, di inseguire, di mettersi davanti, non è molto precipitoso negli interventi, cosa che di solito prima sbagliava. Lo vedo più anche in forma. Molto bene, molto bene. Mi aspetto solo qualche gol in più sul calcio piazzato. Mi aspetto solo qualche cosa in più sul calcio piazzato, perché sui calci d'angolo, ragazzi, non siamo mai, io non vedo mai la pericolosità. Andrea Pizzali, peccato che Gattuso debba dare sempre una svegliata alla squadra nell'intervallo. Sì, purtroppo sì. Lozano con l'Inter in campo da subito, credo anch'io, probabilmente, anche se un Politano, sai, contro la sua ex squadra potrebbe far bene. Gol della Juve, fatemi vedere chi è stato. Dybala, gol della Juve. Vabbè, era questione di tempo, insomma, il Genoa che vi aspettavate. Scamacca sta predicando nel buio da solo lì davanti, con assist di McKennie. Paolino Dybala, che nel primo tempo io l'ho guardata così e così, hanno fatto molta fatica, ma adesso ci risiamo. Allora, offro vacanza totalmente gratuita in qualsiasi destinazione del mondo e offre, ma non meno di 2 mesi. Fabian, hai sentito? Vedi? La generosità degli amici Bellini, Fabian? La generosità degli amici Bellini, ti offrono la vacanza. Per far riposare K2 vorresti mettere Manolas e Maximovic contro l'Inter? Giuseppe, no, perché dato che Maximovic, per esempio, l'ultima partita non mi ha convinto tantissimo, no? Dato che tutti e tre sono forti, tutti e tre, ma non è che ti garantiscono al 100% la prestazione, io parto sempre con i più forti e quindi K2 non me ne privo. Partirei con Manolas K2 come stiamo facendo ultimamente. Anche Maximovic K2, se vuoi dare un po' di riposo a Manolas e se vuoi uscire meglio dal basso, però non me ne privo. Dovevo privarmene oggi, per esempio. Adesso non me la sento di metterlo fuori proprio contro l'Inter, contro Lukaku, contro Lautaro.
non serve solo Koulibaly, serve il miglior Koulibaly. Paolino, come direbbe il maestro, il grande Paulo Dybala, che ogni tanto sta anche staccando le prestazioni, però oggi la sblocca lui, e quindi adesso i juventini che gli stanno dando addosso a Dybala, mi sembra evidente. Adesso dovranno forse chiedere scusa, vediamo. Partita per nulla entusiasmante, pare, quella della Juve. La Juventus ha segnato di nuovo. Ah, doppio? Doppio improvviso? Sei in avanti? Non ho ben capito, ma che squadra tifi? Amico mio, Feder, fammi capire, no? Nel titolo della live, di cosa si parla? Qua sopra questo logo, che logo ti sembra? Mo, al di là del fatto che ci siano gli occhiali, ma secondo te, no? Beh, se te ne devi andare per un'idea. Gol annullato a Chiesa. Ah, attenzione. Che c'era un fuorigiochetto? Fatemi sapere. Esatto, senza K2 a Lukaku chi lo tiene? Lo so, è questo, capito? Che poi il problema è proprio Lukaku nelle accelerazioni. Se prende palla più a centrocampo, perché lo sapete che l'Inter ama anche andare di contropiede, e nelle accelerazioni testa. Comunque Lukaku gli ha fatto vedere i sorci verdi a Koulibaly un paio di volte, quindi anche per riscatto personale, no? Fammi vedere che prendi uno degli attaccanti più forti in Europa e te lo mangi come facesti con Mbappé e cose varie. Manolas oggi in mezzo al campo ha cavalcato. È piaciuto Manolas? Mi sono concentrato più su altri, però sì, ha giocato bene. Matteo Fragnito, la vedo male mercoledì. Amico mio, perché la vedi male? Fammi evitare che... Lo so, la vedi male perché è una grande partita, perché dobbiamo vedere. Sempre 0-1 Juventus, gol annullato a Chiesa, un altro arbitro che va in ferie. Salvatore Cozzolino grida gol. Salvatore Cozzolino, che sta succedendo? Ecco perché gridavate come gli ossessi, perché non capivo, stavate ancora parlando del gol annullato a Chiesa, invece no, c'è stato il pareggio del Genoa, ma noi manteniamo sempre la calma, mica niente, non hanno fatto niente. Ha segnato Scamaccuccio, chi ha segnato? Scamacca è forte, ragazzi, Scamacca è forte. Sturaro, no, incredibile, il top player, proprio lui. Voglio sapere se ha esultato, però mi dovete dire se ha esultato Sturaro, come un pazzo oppure poco, non lo so. Ma non lasci essere giocare anche con l'Inter, secondo me fa K2 e Maximovic. Mariano, è probabile, sai, è probabile, perché Manolas le 2 consecutive è difficile. Maximovic, Koulibaly possono garantire una certa continuità. Chucky Lozano, viva Mexico. Marco Polo Montagno, benvenido amigo, perché amigos? Sei solo tu, amigo, e iscrivete al canal s'il vous plaît, se ti va, se c'hai tempo da perdere. Allora, comunque sì, Chucky tanta roba oggi, ragazzi. Chucky tanta roba. Pillo, sei un incompetente. Ma non lo so, ragazzi, a me adesso ovviamente non ho finito di vedere, la state guardando voi per me, eccetera eccetera. Nel primo tempo a me quel McKennie esterno destro non mi convince tanto, poi ovviamente anche lì è ibrido, con Quadrado che scende. Vedi Montagno, gracias por la tua presencia. No, don't make me speak in Spanish because I suck. I can speak to you in English like that, and if you understand English it's way easier than Spanish, but if you talk to me in Spanish I may understand. Entiendo un poquito, però non lo hablo. Alfonso Baldi, anche tu benvenuto.
Allora, dopo l'Inter, la Lazio, che calendario di merda. È vero, è tostissima. Lazio che mo si deve riprendere. Speriamo che si riprenda alla prossima e non contro di noi. Secondo te Lozano segnerà anche mercoledì? Blaze, è difficile da dire, ma lo speriamo tanto. L'Inter è vulnerabile in difesa. Anche oggi il golletto con il Cagliari l'hanno preso. Bicarbo Napoli 1926, mi stava venendo un altro ruttino. Dico a Rita insomma di tenere il cane in un'altra stanza, se no si sveglia. Rumori dei tamarri. Un primo tempo da brividi, vediamo un pochino. Non hai capito niente. Ho fatto un minuto, 30 secondi di inglese a tutta velocità, sperando che l'amico lo capisca l'inglese, perché sennò in spagnolo vado in difficoltà. Comunque spiace, ma oggi Gulam pareva la buonanima di Simone Bonomi. Mamma mia, chi hai cacciato? Comunque sì, Pasquino, purtroppo non va. La cosa migliore che aveva Gulam era il cross, no? La velocità, la presenza fisica, ma soprattutto il cross. Quando vedo cross tutti sballati, alti, non tesi, mosci così dall'altra parte, quando poi c'è sta Mertens in mezzo, a chi la stai dando, vuol dire proprio che tu non ci stai, mentalmente le gambe non reagiscono a quello che vuoi fare. Difficile. Gulam, ciao. Salutiamo, ti voglio bene. Ci stava un meme che faceva vedere Gulam: quando non giochi mancano un minuto e De Laurentiis ti mette a fare e te le vendi in coppa Instagram, perché questo sta facendo Gulam. Mettiamo like per il Cagliari, forza ragazzi. Anche Ivan, si apprezza. Ma non lascia l'intervallo, ha annullato ancora un gol a Dybala, ragazzi, veramente. Immagino le proteste furibonde e espulsioni a fine gara con squalifiche che poi vengono tolte dal ricorso. Che questo sta succedendo. Ma all'asta dell'intervallo stava rientrando nel terreno di gioco, si stava tirando dei pugnetti sulla schiena, quella maledetta schiena. Vedi anche lui come Mertens stanno soffrendo con la schiena, ecco perché ne può giocare una, ragazzi, e poi va in affanno, quindi possiamo per questo motivo ipotizzare Maksimovic. Questa è una vittoria da grande squadra, con l'Inter si deve soffrire, metterei Bacademme che mi danno una grande sicurezza, poi questa possibilità nel 2 di avere l'alternativa Zielo in mezzo al campo è ottima. Sì, sono d'accordo su Bacademme e sono d'accordo su Zielinski che ti dà grande duttilità. Si sta conservando Spina per l'Inter, questo è vero, anche perché anche io Spina, ragazzi, abbiamo un po' di morti nella rosa. La rosa è lunga, ma è lunga per un motivo, perché questi qua 2 partite consecutive non le riescono a fare. Un po' di rumori. Entra Morata che dovrebbe essere non me lo dire Pasquale, non me lo dire Pasquale. Io anche quella storia là non l'ho capita, non a termini di regolamento ha accolto la cosa, il ricorso, sinceramente non lo so. Genoa si è svegliato alla grande, Genoa Serie B, se non si svegliano devono fare punti anche con le grandi, forza, vediamo un pochino. Gulam dopo essersi fatto male ha paura, notare come si mantiene lontano dallo scontro fisico. Oggi l'ho notato questa cosa, però in altre partite no, l'ho visto buttarsi dentro, quindi in alcune partite si sente più sicuro che altre. Ciao Ludbart, scusa il ritardo ma stavo gufando un po' la Juve, ci sta tutto, amica mia, assolutamente. Come ho visto Gulam, ne stiamo parlando seri, non bene, non fisicamente sul pezzo, non mentalmente dentro la gara, non bene. Vincenzo, ma io ti pare che devo aprire Instagram per leggere il tuo messaggio? Cioè, vrimmici capire un momento, Cioè, come credi che io stacco tutto qua, apro Instagram per vedere il tuo messaggio? No razzismo, no spam, puoi abbonarti al canale, vabbè. Marco Aveta, benvenuto.
buonasera, no? Benvenuto, sei sempre benvenuto. Zielinski non ha giocato affatto male dietro Mertens? No, chi l'ha detto? E chi l'ha detto? Zielinski può giocare da tutte le parti, veramente ti dà quella soluzione tattica di capire dove deve stare, capito? Nelle fasi della partita, perché ci sono fasi della partita in cui devi essere più mezzala e fasi dove devi andare ad attaccare di più per insomma anche per il pressing. È una bella roba. Zielinski è questo che ci deve dare. Ho preso un messaggio. Ciao Lud. La Sampdoria non pressa mai alta, oggi non aveva senso rischiare Ospina, eppure questa ci sta, però un pochino di pressing l'hanno fatto, non altissimo, ma un pochino. Basta chiamarla ruba, non facciamo i parassiti, ci chiamano carcerati. Ma veramente lascia il tempo che trova, caro Pablox. Come ha giocato Fabian, Niccolò? Non malissimo, ma nemmeno benissimo. Era giusto sacrificare lui e non altri per cambiare, per dare una svolta alla partita. Va bene così. Va bene così. Noi non siamo affezionati ai giocatori, ma solo la maglia. Solo la maglia. Oggi male Gulam, purtroppo, sì. Comunque a chi critica la prestazione chiederei calma. Inter ha rischiato, Liverpool e Tottenham pareggiato, il Borussia ha perso 5-1. Partite a settimana non sono facili per nessuno. Meno 20 like e Valerio metterà gli occhiali giallini bellini, che sono i preferiti. Stanno qua. Sono i preferiti dell'amica Rita. 20 like ce le avete in tasca? Vedete? Controllatevi le tasche, Controllate le tasche, perché mi sa che vi siete dimenticati. Vedete un attimo? Mi pare che ci sono un paio di like sfusi là sopra la scrivania. Vedi un secondo? Sì. L'avrete sicuramente già detto, ma che primo tempo brutto, ma proprio brutto, no, ma bruttissimo, da addormentarsi da una parte e da bestemmiare dall'altra. Non salvo niente del primo tempo. Proprio male proprio. Forse l'inizio che mi sembravano qualche spunto di Insigne, il tiro di Zielinski non esagerato, l'inizio anche sì, poi dopo no. Inizio sì, ma poi no. Quando il Napoli è in difficoltà, no, sto leggendo una cosa però, ma solo io ho visto Baca troppo leggero su passaggi e retropassaggi. L'Itox, un paio di volte l'ho notato anche io, ma Bakayoko è questo. Bakayoko è anche la sua essere compassato, che alle volte pare che la gamba, prima di far partire il pallone ci mette 3 ore. Secondo me Meret ha sbagliato totalmente l'intervento sul gol di Jankto. Andrea, aspettiamo notizie, anche Meret la pensa così, aspettiamo dai esperti dei portieri. Per me poteva fare ben poco, però può essere che poteva coprire meglio il primo palo e quindi costringerlo a chiudere. Quando tiri sul primo palo, io da scuola calcio so che la devi tirare alta e forte, quando invece tiri sul secondo palo la devi chiudere bassa. Questo so io, per mettere in difficoltà il portiere. Sotto il mouse ci sono i like, controllate. Andy, stai litigando un'altra volta? Che sta succedendo? Perché quando mai sempre a chi critica non va bene, sempre a trovare le alibi? Non ho capito se questa è la seconda parte di un messaggio, altrimenti così non ha senso. Crea la tua cosa. Quando il Napoli è in difficoltà, Insigne deve smetterla con il tiragiro e buttarla nel balcone della vecchietta che ci buca il pallone. Salverani, sì, però Insigne, quando era il primo tempo, scambio mi pare con Mertens e la tiene bassa e il portiere fa una grande parata, quindi non la tira sempre il tiragiro. Ha tirato forte in quel caso ed era sul primo palo, quindi non è sempre il tiragiro della signora del balcone. Poi quando lo indovina però ci piace, prendere o lasciare. Vincenzo, Zielinski e 2 spacca, con l'Inter vorrei Ospina, Di Lorenzo KK, Manolas, Elsi. Speriamo che Yusai ritorna, sarebbe ottimo. Ma se torna Yusai, secondo me gioca Yusai al posto di Lorenzo
e Rui a sinistra, Demme Zielinski, Insigne, Mertens, Lozano, Petagna, Fabian in panca. Voglio vedere se si sveglia tu che gisi. Mi piace tantissimo la formazione e spero anche io che Fabian parte dalla panchina, così mi piace assai. Demme Zielinski. Posso anche ipotizzare che si parta con Demme Bakayoko, però vedremo. Marat arriva subito, proprio è sul pezzo, prima degli altri, riesce a capire. Ha pareggiato una vita fa, amico mio, non fa niente, respira. Forse inconsciamente nel primo tempo hanno pensato a conservare le energie. Pasquale, è un ottimo spunto. Può essere che inconsciamente hanno pensato a quella cosa là, perché la partita con l'Inter hanno detto con la Sampdoria magari la svanghiamo, sono più scarsi, non spendiamo troppe energie. Mi hai convinto, ci credo. Cosa ne pensi di Petagna? Gattuso gli lascia poco spazio? Ma non penso proprio poco spazio, sta avendo tutto lo spazio che deve avere, si deve alternare con Mertens, mica titolare. Va bene come è stato utilizzato, che poi parte anche da titolare spesso. No, sta avendo tutto lo spazio di cui ha bisogno. L'abbraccio con Gattuso dimostra che il minutaggio è giusto per tutti. Crei Ronaldo, perché ridi? Perché ridi, Marco, che ha fatto qualche dribbling? Charles Bukowski, fammi vedere dove stai. Ecco qua, ti ho preso. Vale, ti offro una pizza per stasera che ti vedo stanco. Vado a gufare gli ultimi minuti della Juve, un bacio. Ciao Charles, vai pure, noi intanto continuiamo a fare la cosa. La pizza, lo sai che è un sacco di tempo, è quasi perché sto sperimentando altre cose. Io ho fatto pasta e riso e fagioli, venuti molto buoni, sono i suggerimenti di mamma, però Ivan mi ha cazziato perché ho messo il dado. Però Ivan, purtroppo non avevo il sedano e qualche cosa dovevo fare per dare una sensazione di vabbè, ma sono fatti miei, questi non mi interessa. Rigore per la Juve è arrivato, ce lo dicono e ce lo sottolineano. Non abbiamo dubbi che fosse netto, sicuramente. E Ronaldo la tira centrale. Non lo so, ultimamente Ronaldo, l'ultimo che ha tirato col Barcellona l'ha angolato, ma gli ultimi rigori li sta tirando centrali e funziona sempre, perché comunque è fortissimo, il portiere si butta, i fagioli fluidi quality, bravo. Quindi li sta tirando un pochino così. Ronaldo però non lo sai mai, perché Ronaldo è capace di tirarlo anche di esterno nel set, dall'altra parte, e quindi Ronaldo è rigorista vero anche lui. Sì, Nasso, stiamo aspettando. Sì, più forte Fratem, grazie Giuseppe, come stai? No, e dai, Alfonso, non mi veramente me l'hai detto mamma, se non hai il sedano puoi aggiungere un mezzo dado, perché così dai un pochino di sapore di vegetale a quella cosa così. Io ho fatto il sughetto a parte, i fagioli, borlotti da una parte, poi ho fatto un sughetto di pomodorino, aglio, olio e questo dadino per dare un pochino di coso. Dopodiché ho dovuto aggiungere un po' di sale, perché i fasulli in America non sanno niente, lo volete capire? Io faccio il possibile, ma è difficile con le materie prime. Rigore e gol, ci sta. Rachele dice questo lo pare, ma invece penso sia andata. Centrale, vedi, l'ha tirato centrale un'altra volta. Lo sapevo, sta tirando sempre così. Secondo me si è reso conto che sbaglia di meno. Il tiro centrale è un po' il tiro della paura, però quando lo tiri forte è difficile che i portieri non si buttano. Quindi vedi Dalila, intanto lo metto dove non è una cosa proprio sbagliatissima fondamentalmente. Ci può stare. Obiettivo 150 raggiunto. Momento occhialini gialli
Bellini e Road to 200. Allora la faccio perché Rita se lo merita. Occhialini bellini, siamo ritornati ragazzi, occhiali del bel gioco, occhiali di tutti i colori possibili e no, la forma è sempre la stessa. Ma io mi ero reso conto che praticamente il mio logo, cioè il mio brand, tutte queste cose qua degli occhiali, magliette trasparenti eccetera eccetera, e non stavo più usando gli occhiali. Una follia incredibile. Ma va bene anche così perché noi ci dobbiamo sempre rinnovare. Si dissocia Ivan è chef ragazzi, quindi coi fasuli stasera è guerra. No, ma quello era stato ieri, quello che ho fatto già stanotte, va bene così ragazzi. C'è Pino Daniele, quindi un applauso. Buonasera e forza Napoli, non poteva dire parole più giuste. Un abbraccio a Pino Daniele. Devi introdurre l'angolo della bolletta, caro Mauro. Io sono fortemente contrario alla bolletta. Io litigo con i miei amici tutti i giorni perché li sento discutere. Ma tu hai messo gol, ma quello non capisce niente perché bisogna giocare over 2,50. E io dico ragazzi, ma voi veramente, voi siete gente laureata, intelligente? No, le bollette non si fanno, state regalando soldi alla malavita e anche alla malavita organizzata legalizzata, le calcio scommesse, non sappiamo mai se decidono prima le cose. No, non le giocate le bollette, sono contrarissimo. E poi aggiungo, se perdete una bolletta per un'invenzione dell'arbitro, come la mettete nome? A chi andate a protestare? Da chi? Perché le abbiamo viste cose assurde, no? Se Berardi prende a due mani non mi ricordo chi era del Benevento, e lo spinge proprio a due mani così, boom, in aria, e l'arbitro fa finta di niente e il VAR non interviene e il Benevento continua ad attaccare e non riesce a pareggiarla. Ma tu che avevi X Sassuolo Benevento, con chi te la prendi? Ho fatto il dissing contro il betting. Fabio ci dice rigore scandaloso che hanno dato alla Rube. Bah, non lo so, gli altri non mi hanno detto di rigore scandaloso, quindi aspettiamo gol di Scamacca. No, mi stai scherzando amico mio, vuoi farmi avere la reaction? Ma il gol di Scamacca sarebbe da apoteosi, sicuramente la chat impazzirebbe. No, non è vero. Comunque Lozano è fondamentale in questa squadra quanto Lorenzo e Calidou. Sono d'accordo Alfonso. Ho smesso di giocare le bollette proprio perché le partite le decidono gli arbitri. Vedi Walter, ma sono d'accordissimo. Anche Marco è così, ragazzi. Ho fatto il dissing contro bollette, non me ne vogliano le cose di betting, ma così. Il difensore è stato scandaloso, vedi? Quindi rigore scandaloso sotto quel punto di vista. Allora, non mi parlare di pasta al forno, là, Rizzo. Anche mia moglie ha fatto una grandissima pasta al forno e anche lei si chiama Rita. Meraviglia Roberto, vi siete ma la pasta al forno con le polpettine, con le cose, il formaggio, la mozzarella sopra e la parte di sopra della pasta bella arroscata, madonna mia. Meraviglia. Secondo me ci stava il rigore, Franco, ma sì, vedi, anche Rita ce lo dice. Sicuramente la sblocca di Bello, come gufa bene Charles Bukowski. In effetti abbiamo perso Charles Bukowski e l'ha sbloccata lui. Sei un uomo fortunato, Roberto, vedi? Ivan riconosce la fortuna di chi ha una moglie lì pronta a fare una pasta al forno come si deve. Radiato dalla bet. E infatti Pablox, mi sono giocato possibili sponsorizzazioni con questo mio dissing, ma che devo fare, ragazzi? Io dico sempre quello che penso. In questo momento fa caldo. Comincia a fare caldo, ci sono accesi i radiatori. Poppettine, formaggio, mozzarella e roscato. Perfetto. Così la volevo leggere. Meraviglioso. E melanzane. Yes. Ho visto la melanzana, si è spento il mouse, non riesco più, connection lost, è finita, non posso più, ci siamo fermati qua. Vale, quando avanza pasta e patate, farla al forno con scamorza, mamma mia, o provola, ma a me non piace,
eppure mi piace tutto, ma la provola la odio e si vola, ma si vola, e anche io invece la amo la provola, e qua stiamo entrando in discorsi quasi da Peppe Iannicelli, mi piace però, sì. Solo che anche qui la provola, trovare la provola, si trova una mozzarellina affumicata che in realtà non è proprio provola, a meno che non spendo $40 per una provoletta così, e sinceramente mi viene da piangere. Ma va bene anche così, ogni tanto va fatto. Mogli che cucinano non se ne trovano più, almeno non qui negli USA. Luigi lo sa, è roba rara, e certe cose, anche quando lo sanno fare, certe cose tocca a noi insegnarle se è possibile, oppure proprio occuparcene, ce ne dobbiamo occupare noi. Per esempio la pasta è sempre una cosa che devo fare io, non c'è, anche chi sa cucinare, la pasta non sapete quando toglierla, non sapete quando scolarla. Mi sono connesso da pochissimo e il buffetto mi respinge. Chi è il buffetto? Che non capisco. Il baffetto forse? Non lo so. Meno 30 arriviamo a 200. Ragazzi, 30 like, arriviamo a 30 like per la pasta e patata. Ma non solo per la pasta e patata, per tutte queste cose meravigliose che sono state dette. Perché mi viene fame e va a finire che faccio il bis stasera, e invece no, perché sennò vedi divento Lobot, che devo cominciare a fare un pochino di movimento, vero Rita? Un pochino di palestra all'aperto. Sulla pasta a forno si bloccano i server, ma è così, stuto un mouse, eccetera eccetera. In America com'è la qualità del cibo? Riesci a trovare cibo italiano? Sì, Evelyn, la maggior parte. Fortunatamente New York specialmente è una città che sta attenta e importa di tutto, perché chiunque abita a New York, e quindi anche l'italiano ci sta. Però ovviamente costa di più e bisogna fare di necessità virtù certe volte, comprare all'ingrosso, perché altrimenti ti fanno i buchi in petto, no? La pasta Barilla c'è, sì, però la pasta Barilla, che non c'è male, non è la mia preferita, ma non c'è male, adesso è aumentata, siamo arrivati a $2 al pacco per la pasta Barilla, e a quel punto spendo 16 centesimi in più e mi prendo la Garofalo. Capisci quello che voglio dire? Siamo in completo fuori tema. Dichiarazioni di Yankto a fine partita, grazie Fabio. Sul gol ho approfittato della non uscita di Meret, credevo mi venisse incontro, volevo appoggiarla per un compagno, ma poi ho preferito calciare. E sotto questo punto di vista allora non possiamo non dire che Meret poteva far meglio, poteva uscire per chiudere la cosa, poi magari usciva, il Giancotto lo appoggiava e segnava Guagliarella, non lo sappiamo, ma poteva probabilmente far meglio. Se vuoi una buona provola mozzarella vai da Agata e Valentina, quando vivevo a New York trovavo anche i friarelli. Caro Salvo, ti ringrazio, i friarelli li trovo anche qui dove abito e sono ottimi, semplicemente loro non li sanno cucinare come li cuciniamo noi. Agata e Valentina dove? A Manhattan? Perché a Manhattan non c'ho Agata, troppo lontana per fare la spesa, non mi sembra il caso, però fammi sapere, vabbè, me le cercherò. Agata e Valentina. La pasta Barilla mai nella vita, invece, dice io compro la Molisano, la Garofalo o la De Cecco. La De Cecco pure costa assai. Esatto, un pacco qui sono 454 grammi, ci ricorda Luigi. Pasta Rummo sicuramente numero 1, però anche qui difficile da trovare, e se la trovo chissà a quando dobbiamo arrivare. A Barilla la lascio sugli scaffali, vedete ragazzi, tutti quanti state calma, fa questa Barilla, una bella Garofalo, ma assolutamente, io quando la trovo non c'è dubbio che vado sulla Garofalo, è Gragnana, basta di Gragnana. Io in questo momento a Londra trovo la Di Martino e sono felice. Ragazzi, vi dico, visto che stiamo facendo pubblicità occulta, non ce ne fotte proprio, qualora vi trovasse in ristrettezze economiche, siete all'estero, credo che una pasta che qua si trova facilmente a New York è la Luigi Vitelli. La Luigi Vitelli, che non è l'eccezionalità della pasta, non è la Garofalo, non è la Rummo, eccetera eccetera, però
già come colore molto meglio di altre, pasta con la vita, pasta Anna, pasta cibo, queste paste così. La Luigi Vitelli, nonostante il prezzo inferiore, non è malissimo se state in ristrettezza, se invece potete andate tranquillamente. Secondo rigore è perché 2 gol annullati portano a 2 rigori ovviamente. Ma non sto facendo ironia, è che semplicemente la presenza in aria, ecco, la presenza in aria garantisce rigori alla maggior parte delle squadre, tranne che a noi. Vale, ma lì c'è Eat Italy, puoi comprare prodotti napoletani per la maggiore. Sì, ma Eat Italy, sai quanto costa un pezzettino di cioccolato così? $15. Eat Italy è un scam, cioè proprio la cosa per fregare i turisti che non possono, per approfittare dei turisti, ma non tanto i turisti italiani, i turisti del resto del mondo che non possono andare in Italia. Costa una cifra blu. Ancora Centrale, vedi? Ragazzi, cioè, io non dico Perin, però ve l'ho detto io prima che lo tirasse, l'ho detto, Ronaldo la tira centrale, poi il secondo rigore lo incrocia, invece ha tirato tutte e 2 centrali. Niente da fare. Su Petagna anche oggi rigore, grazie Rachele che me lo ricordi, perché spallata con spinta Petagna cade e non succede niente. E purtroppo, ragazzi, noi li mettiamo tutti quanti in conto. Quando vinciamo tutto a posto e ce lo dimentichiamo, mentre quando non facciamo risultato, piangete, piangioni, pagliacci, eccetera, eccetera. Ci segniamo anche questo e facciamo i conti alla fine. Un rigore prima o poi ce lo daranno. Prima o poi. C'è il Papa Francesco, ragazzi. Papa Francesco si è iscritto al canale. Grazie, santità, la ringrazio, sono onorato. Bello Streamlab. Grazie Papa Francesco, non dimenticare il canale ma gli dia del lei, almeno del lei al Papa, non dimenticare. 9 rigori in 2 anni, Pablox, è uno schifo, onestamente è uno schifo, cioè non si può a livello proprio statistico avere così pochi rigori, 0 rigori fino a mo', Se vedi le proiezioni di quelli del Milan, magari quelli del Milan un paio erano dubbi, gli altri ci stavano, ma un paio di rigori a noi ce li volete dare pure per sbaglio? Niente. Penne lisce o rigate? Mariano, io le prendo rigate, però capisco anche chi le sceglie lisce, capisco. Io dico rigate, però. Meno 25 like, ragazzi, controllate sotto al mouse, vedi che mi pare, un like sta qua. Controllate sotto i vostri mouse, oppure se voi state col cellulare così, che vi vedo, se voi state così, chi c'ha e chi non ce li ha, state così col cellulare, come parla, sta parlando della pasta Barilla, interessante, pasta Roma, Caropo, e scrivete i vostri messaggi e c'è la chat così, e giustamente non vedete il like, non lo vedete, allora voi fate così e vedete a schermo intero con la chat così, e comunque non lo vedete, tornate in verticale, togliete la live chat e vedete che c'è il like grigio, cliccatelo e fatelo diventare azzurro. Quando diventa azzurro io sono più felice e compro la pasta migliore, compro la Garofalo, vedi? 200 like per la pasta al forno, forza. Angelo Pierantoni, che onore che ci hai fatto stasera. Quando Fabian si assetta la partita è perfetta. L'ottimo Angelo Pierantoni, che per i più è il mister, non solo un grande chitarrista, non solo il mio migliore amico, ma è anche il mister, è quello con cui ho cominciato le prime discussioni calcistiche, e voi l'avete conosciuto anche in live per quelli più attenti, e purtroppo su Fabian dice la verità dei fatti. A tutt'oggi non si può dare torto,
Vedi, io capisco quando poi mi dicono questo, rigorosamente lisce, le rigate non cuociono mai bene. Vedi, Rachele dice così, io capisco perché la rigata rilascia un pochino, no? Non c'è niente da fare, rilascia un pochino. Anche se la rigata Garofalo io mi trovo bene e le riesco a cuocere così. Mi piace che trattenga un pochino il sugo all'esterno, però capisco anche l'altro punto di vista. Bicarbonapoli 1926. Ciao 1981 Gae. Penne lisce con filatura in bronzo, altrimenti rigate. Vedete come siete specifici. Quello che trovo. Mettiamo in piatto. Quest'anno tra tavolino e rigori la signora vincerà il 10° scudetto. Lina, non lo so, però si può fare di meglio e c'è chi sta facendo meglio anche nonostante tavolino e rigori, senza dubbio. Oggi Gianluca Di Marzio ha detto che il Napoli è prima in Italia su una statistica particolare, ovvero che su 26 gol realizzati 24 sono su azione, 2 solo su calci piazzati e ovviamente 0 rigori. Io questo credo che la dica lunga per la squadra che terza mi pare in Europa per azioni fatte, per tiri pericolosi, per presenza in area. È impossibile statisticamente che non ci diano rigori. Non voglio pensare male, ma non voglio pensare male. Fernando Iniesta, saluti dal Messico, cosa ne pensate di Chucky Lozano? Saluti Fernando Iniesta dal Messico, potete mandare saluti in Messico e cosa ne pensate della partita di Chucky Lozano? È come se avessi fatto tutto un articolo coi titoli. Fernando, amico mio, Lozano, grandissima partita oggi, ma grandissime partite ultimamente. Lozano spacca la partita, Lozano lo abbiamo giudicato troppo presto in Italia, lo abbiamo chiamato Vargas, abbiamo sbagliato, perdoname Lozano, perdoname. Io non avevo detto cose del genere così trancianti, ma Lozano molto bene oggi e molto bene spesso. Ad oggi per me deve partire sempre lui e anche quando entra può spaccarla, non è detto. -7, dai, ci siamo quasi, benissimo. Alfonso Buonomo, aspetta, va bene perché sennò qua non è che poi uno può dire una cosa del genere. Per ora sì, insomma stiamo là, finita. Andiamo a vedere un attimo la classificuzza. Sono lì, sono sotto per una questione credo solo di differenza reti, perché il Napoli ne ha più 15 di differenza reti, quindi è la migliore differenza reti so far fino ad ora, mentre la Juve ha più 14. Ovviamente il Milan deve recuperare la partita, il Milan è più 14, quindi potrebbe aumentare la differenza reti stasera e niente, stanno là sotto, stanno a 23 con noi, però loro hanno avuto 3 punti in più, noi abbiamo avuto 4 punti in meno fondamentalmente. Alberto Lorusso, orgoglioso di essere sempre stato pro Chucky. E beh, chiaro, chi ci ha sempre creduto oggi deve essere pronto. Papa Francesco, cosa ne pensi di Bologna-Roma? Amico mio, purtroppo eravamo a guardare il Napoli, quindi non ti so dire, ma la vittoria della Roma è stata schiacciante, no? 5-1, non c'è discussione. Non è una di quelle partite che tu dici, sai, non fatevi ingannare dal risultato. No, io ho visto Asso godere come un pazzo nella reaction, quindi credo che ci siamo sotto questo punto di vista. Valerio, hai letto cosa ha detto Boateng? È Nupaz. Marat, l'ho letto, sì. Ho letto anche la fake risposta di ADL. Per chi non lo sapesse, Boateng ha detto: ma Messi perché non va al Napoli? Sarebbe una bellissima cosa andare lì, prendersi la 10 in onore di Maradona e giocare nel Napoli. E De Laurentiis fake ha risposto: ma perché fai cazzo tu? Perché giustamente come lo paghi? Ma come lo paghi? Allora,
Cazzarola, Lozano è arrivato in mezzo alla bufera, schifato da mezza squadra perché ultimo è arrivato e con il maggiore ingaggio e con Ancelotto che solo apposta non l'ha messo. Grande Lozano. Esattamente. Ma lo ha detto nella sua posizione. Roberto, non so a cosa ti riferisci. Fantastico Lozano, lo amo, me lo voglio sposare. Attenzione, Angela va nello specifico, la nostra bambola assassina. Rigore Juve, un'altra quadratata. Ragazzi, lo vedrò più tardi. Io in teoria io dopo sono stato invitato dallo Zoccolino Duro per la live notturnissima, quindi ci ragiono un pochino, vedrò le altre cose, dovrò dare uno sguardo anche al Milan per parlare del Milan. Bene Rita, bravi tutti a 200 e ci terremo un attimo aggiornati, vedrò di cosa si parla, perché se mi chiedono poi pareri come faccio? Devo sapere di quello così. Io sono l'unico contro a Messi al Napoli probabilmente. Charles, essere contro o pro non lo so, ma sicuramente Messi al Napoli ti cambia la vita. Ti cambia la vita a livello mediatico, ti cambia la vita a livello di merchandise, ti cambia la vita a livello di campo. Secondo me non è che arrivato a questa età, sì, è ancora decisivo ovviamente, ma Messi deve avere la squadra intorno. La squadra intorno c'è anche, però non ci arrivo proprio a pensare agli scenari, capito? Perché è impossibile economicamente e quindi non ci ragiono nemmeno. Saluti Vargas in Messico. Conosciamo il potenziale, abbraccio all'Italia, speriamo che Napoli vinca, un abbraccio dal Messico. Ciao Fernando, iscriviti al canale, non ti perdere per strada, mi raccomando. Il Ciuchi è troppo forte, come vedi su questo canale apprezziamo il Ciuchi, non facciamo cose così. Ale Pro Gamer vuole fare un Forza Napoli tutti, perché no? Sapete come fare? Francesco Corteggiano, benvenuto al canale, si può dire benvenuto al canale? Benvenuto nel canale. Si riferiva a Boateng. Sì. Massimo Golini che ha detto: cosa ti dice Gattuso Lozano? Non lo so. È vero, è stato un momento di grande televisione là. Cosa ti diceva Gattuso che gridava Lozano, Ciuchi? Non lo so. Cosa mi dice? Cioè, perché tutti gli urli che fa Gattuso vanno nel vuoto, non servono a niente perché... Vabbè, nel senso sì, lo sa, però non sa nello specifico. Comunque a livello di gol rispetto all'anno scorso abbiamo perso, sarò l'unico, ma preferirei Milik a Petagna, Milik molti più gol. Sei l'unico, Andy, sicuramente. È ovvio che Milik, i rumori, le motociclette, eccetera, eccetera. Milik ha più gol nelle gambe, sì, rispetto al minutaggio sicuramente. Ma non ti devi dimenticare che Milik ha smesso di giocare a pallone volontariamente, quindi se ne deve stare in tribuna. Preferisco mettere Llorente al posto di Petagna se Petagna non funziona, ma Milik il campo col Napoli non lo deve vedere più, perché non ci dobbiamo dimenticare lo schifo delle ultime partite dove Gattuso lo ha messo titolare, non rincorreva un pallone, non bloccava un pallone, non attaccava un pallone. Uno schifo, se ne dai proprio. Vale, con l'Inter scontro Lozano Bastoni che è alto, quindi secondo me può soffrire sicuramente. Bastoni è forte, Lozano deve anche inseguirlo perché Bastoni imposta, quindi deve schermare le linee di passaggio. Non è facile la partita, saranno un sacco di begli scontri sicuramente. Allora, quest'anno il Napoli Pietro, aspetta, io te lo voglio leggere il messaggio, però mi devo prima preventivare. Ecco qua, facciamo leggere, però sempre evitando cose così. Benissimo. Comunque buonasera, adesso sono entrato e adesso comunque il primo tempo male, secondo me Lozano fa il secondo tempo, Petagna finalmente decisivo. Mi puoi rispondere? Achille, ti posso rispondere, ma calmi con tutti questi, non ci capite niente. Primo tempo male e siamo d'accordo. Lozano
fa il secondo tempo, Petagna finalmente decisivo, sì, esatto, i cambi di Gattuso sono stati decisivissimi e finalmente non abbiamo dovuto nemmeno aspettare 60° e cose varie. Io contro l'Inter addirittura giocherei con 3 centrali, una L come con Liverpool, ma per essere aggressivi sin dall'inizio, ma non 3-0 per l'Inter. Ma Albert, ma che stai dicendo? Ti ricordi Napoli-Inter, Inter-Napoli di Coppa Italia? Dove stai su 3-0 per l'Inter? Con il 4-3-3, non serve su 4-3. Poi io capisco, tutte le formazioni possono funzionare, ma mettiamoci nei panni anche dell'allenatore che abbiamo. Sappiamo che Gattuso 3 difensori non li mette, non le facciamo nemmeno le ipotesi perché è inutile, parliamo a vanvera, facciamo le ipotesi invece di quelle probabili e papabili. No, Andy, Milik ha smesso per colpa della società, ha messo in discussione? No, Milik ha giocato, che poi si facciano i nomi di mercato come si sono fatti per Milik, si sono fatti per tutti i giocatori, per Mario Rui, si sono sempre tutti impegnati, non sono d'accordo, mi dispiace, la società ha aspettato infortuni vari, lui ha giocato, ha avuto il minutaggio e ti ripeto, rispetto al minutaggio ha anche segnato tanto, Milik ha anche segnato tanto, io l'ho sempre difeso tecnicamente come attaccante, aiutava la squadra, li faceva salire, dialogava, tutto a posto. Non ha agarrato un colpo test dai tempi del Milan dell'epoca, ma perché mentalmente non si è più impegnato, si è accordato con la Juve, teneva altre cose per la testa, non lo so, lo sapremo quando lo venderanno. Fatto sta che le ultime 5-6 partite dove Gattuso ha continuato a dargli fiducia non è sceso in campo. Tutto si può sbagliare, Yusai può sbagliare, Fabian può sbagliare, se io vedo il mancato impegno Sananai, e quello è mancato impegno, e l'ho detto anche per Mertens quando ho visto il mancato impegno di Mertens, quindi non è contro Milik, l'ho detto anche per Mertens che passeggiava, mancato impegno, Sananai, pure Mertens, assolutamente. La Juve vince con 2 calci di rigore, altri 3 col Barcellona e sono 5 in 2 partite. No, col Barcellona 2 rigori. Sono 2 più 2. Sono 2 e 2, quindi 4. Secondo te, se ci sono, perché non darli? No, ma c'ha ragione Creepy e Signor quando i rigori ci sono. Il primo contro il Barcellona inventato. Cioè tutti e 2 con il braccio così, Ronaldo sviene, il primo con il Barcellona è inventatissimo. Il secondo rigore con il Barcellona c'era e ce n'erano 2 contemporaneamente, c'è la maglia di Ronaldo che vola e il colpo e il braccio di Langley, e quelli di oggi non li ho visto, quindi così. Giuseppe Argento, buonasera Valerio, scusa il ritardo, non c'è problema, c'era la partita, io lo sapevo che si poteva arrivare in ritardo, ragazzi, siamo 190, bravi, però mi sa che il like ve lo siete dimenticato, io lo capisco, vi do una pila, vi do una batteria, tieni, e così un po' di energia e mettete il like così. A proposito di energia, se permettete, è arrivato il momento del mio biscottino, questo è il biscottino, è esattamente il biscottino dell'emoticon, lo vedete? Mettete l'emoticon del biscottino nei commenti che è proprio uguale. Allora, vero Giorgio, vero, troppo spesso i primi tempi li concediamo. Contro l'Inter, giustamente ragazzi, voi siete già proiettati all'Inter. Ospia, Rui, KK, Manolazzo di Lorenzo, Zielinski, Demme, Bakayoko. Ah, quindi tu vai proprio a 3? Insigne, Petagna, Lozano. Mi piace, l'importante è che ci sia Demme, Bakayoko là in mezzo e Zielinski può fare il sottopunto, mi piace. Lo vedete tale qua? Questo è metà, ma è proprio identico. C'è qualcuno che ha gridato oh my god, non lo so. Benvenuto Marechiaro.
Lozano top player, caffè. Sì, ragazzi, vabbè, top player, mo calma, però sicuramente sta dando quello per cui è stato comprato. Spunto, punta all'uomo, assist e gol. Quando tu sostituisci Callecon perché sai che ti servono più gol da quella parte, perché negli ultimi 2 anni Callecon è venuto meno sotto quel punto di vista, è lui. Questi biscotti ci chiamano, in generale si chiamano chocolate chip cookies, non posso fare pubblicità, non mi pavano. Sono biscotti classici americani. Allora, con l'Inter prendiamo sonoro e basso. Ma perché? L'ho detto anche quando abbiamo incontrato la Roma. Ah, allora sì, bene. Ci sta. Allora metto il cuore. Sì. Allora ripetilo. Poi avevo visto si parlava di Conte. Valerio ha contattato Ciro Treise. Mauro non ancora, ma lo farò. Ho una serie di nomi che mi sono scritto da contattare per le prossime interviste. Sono come cookies inglesi. Sì, è una cosa, diciamo, anglosassone, claro. Dimmi come posso fare per la donazione. Gae, gli amici moderatori ti possono aiutare scrivendotelo bene. Ovviamente ci sta un sistema che è questo qua e poi un sistema che è quello più sopra. In descrizione trovi tutti i link per quello per il supporto diretto, o altrimenti c'è il canale, c'è il click per la super chat, ed è a tuo buon cuore, a quello che riesci, va benissimo. Fammi vedere, avevo acchiappato. Io penso sia il baccione che il collaggene sono invenzioni arbitrali, quello su Perin è abbondante. Albestre, ancora 5 rigori in 2 partite, sono 4 abbiamo detto. Tu vai proprio liscio per la tua tangente e non siente. Vabbè. Niente, vabbè. O Ronaldo o Fantacalcio? Ebbene, vai bene tu, Antonio, vai bene tu, perché sicuramente Ronaldo i rigori difficilmente li sbaglia. Comunque Meretta a porta fa paura, non esce mai, e se lo fa prende le farfalle, solo Ospina in porta. Però come sei tranciante, Andy, mamma mia, la parata l'ha fatta oggi Meretta, poteva uscire meglio, ma Ospina ha preso gol simili a quelli che ha pigliato oggi Meret. Poi la sua parata a terra su, non mi ricordo chi era, quel tiro raso terra, comunque l'ha fatta, mamma mia che pesantezza, Andy, cioè proprio tutto male. Stiamo secondo in classifica, stiamo terzi in classifica, si fanno così schifo tutti questi giocatori, tutti questi vittorie, non ne potevamo fare, dai. L'unica cosa è che con l'Inter non dobbiamo giocare da attese e ripartenze, dobbiamo essere più corti e compatti e fare pressing di squadra, non di singolo. Pressing di squadra assolutamente, se fai il pressing singolo hai preso gol, perché ti superano, il pressing deve essere sempre di squadra. Però non giocare da attese e ripartenze, non lo so, perché se pressi troppo, loro questo vogliono, che tu ti sei scoperto un pochino e fanno loro la ripartenza, quindi sarà secondo me un primo tempo di studio per capire chi c'ha più il momento della partita, no? Il famoso momentum, e poi si vedrà. Non è una partita facile, e voglio anche capire, perché qualcuno mi faceva la domanda su Conte che ha cambiato modulo per 10 minuti, devo andarmela a rivedere perché non l'ho vista Cagliari Inter, però c'era Eriksen in campo, poi non è durata, ma voglio capire se secondo l'ambiente interista, se Conte andrà col trequartista anche al Napoli, anche col Napoli, non lo so. Voglio fare una domanda: perché l'Italia non è di nuovo campione? È quello che è successo a Paolo Rossi, ultimo campione in Spagna 82. L'Italia non è di nuovo campione, vabbè, noi l'Italia è andata male ultimamente, prima di Mancini abbiamo avuto... Vedi, ci sei riuscito, amico mio.
ci sei riuscito e ti ringrazio. Lo so che poco diceva Totò, passa il pensiero. Totò diceva così. Totò diceva che è la somma che fa il totale, amico mio, quindi va benissimo. Non è poco, assolutamente no, apprezzo tantissimo. E come dicevo, sull'Italia abbiamo avuto una gestione Ventura scandalosa e con Mancini molto meglio, quindi possiamo sperare per il futuro. A Paolo Rossi purtroppo ha avuto uno di quei mali, di quei brutti mali del nostro tempo, e purtroppo ci ha lasciato prematuramente. A 250 like Valerio farà 10 push up. Ok, alright, I'll do it. Buonasera a tutti e forza Petagna alla faccia dei pseudo tifosi. Sì ragazzi, ma forza tutti. Io dico anche forza Fabian, capito? Che non gioca bene, che non lo voglio vedere in campo, però dico anche forza Fabian, perché alla fine è la maglia. Finché giocano con noi, forza tutti assolutamente. E parlando di Fabian, senza Fabian abbiamo avuto più velocità e più momenti di gioco dove con giocatori alla giochi di prima per sfruttare l'imprevedibilità. Senza dubbio, voglio, senza dubbio. Ma io salvo qualcosa, io dico che non siamo completi tutto qua e non giochiamo da 2 anni. E non giochiamo da 2 anni, vabbè, non ti posso convincere, oramai questa è la tua convinzione. Solo passaggi all'indietro, i passaggi in avanti non lo puoi fare se sono chiusi indietro e non si muovono, troppi tocchi e sistematicamente le difese si schierano, se le difese sono schierate non puoi andare in avanti, quindi ti rispondi anche da solo, amico mio. Bisogna sempre tornare indietro se le difese sono schierate, perché li devi muovere. Manu 85, grande Valerio Guaiu. Fabian non si può guardare, purtroppo su Fabian le stiamo dicendo di dire tutti i colori, ma è lui che ci deve cambiare idea, ci deve far cambiare idea. Toto diceva a caval donato non si guarda in bocca. Questo è il famosissimo cazzo, il film come si chiama? Dove lui Lascio raddoppio, esatto. Film Lascio raddoppio, dove c'è la fotografia del cavallo. Come si chiama questo cavallo? E lui subito Donato. Come ha fatto a sapere? Perché ha la bocca chiusa. Giustamente a cavallo Donato. Un giornalista e Di Maio hanno proposto di chiamare l'Olimpico Paolo Rossi. Ah, l'Olimpico? L'Olimpico della Roma? Ok, vabbè, diciamo come stadio italiano per eccellenza, o forse perché comunque lo Juventus Stadium non lo cambiano il nome perché si deve chiamare Juventus Stadium, ma vedremo. Manolas, miglior partita da quando è a Napoli? Miglior partita non lo so, però ottima gara. Ci sta piacendo, in crescita sicuramente. Jovic del Real per sostituire Mertens, che ne pensi? Jovic o Simen? A me attizza di brutto. Ma Jovic sì, vabbè, ovviamente sì, è un giocatore che ha bisogno di continuità per dimostrare quello che può fare. Se è in uscita dal Real bisogna considerarlo. E Lucio D'Amato ci fa avere il suo supporto senza nemmeno una domanda, quindi grazie amico mio. Mertens, dai, l'abbiamo capito, dai, vai Mertens, grazie tantissime, ciao. Di Lorenzo ha giocato malissimo, il gol di Yankto è un suo errore. È un suo errore, lo devo rivedere. Achille, mi sono scordato come parte la ripartenza. Se non mi sbaglio la ripartenza parte dall'altra parte dalla nostra sinistra e Dem in scivolata non riesce a intervenire, devo ricordarmi. Però sì, Di Lorenzo deve riposare, punto e basta. Poi alla fine mi è sembrato anche in crescendo, perché ha attaccato, ha spinto molto, però è ovvio che è quello che sta giocando di più e quindi
è difficile anche mantenere una continuità di prestazioni quando non hai mai possibilità di riposare. Alfonso, tutto bene? Benvenuto. Sfondo per rilassare, grazie Manu, siamo negli spogliatoi, si parla di tattica, si parla di tecnica, no? Come Petagna al Napoli, a Bergamo faceva salire la squadra ma era poco cinico sotto porta. Loi è esattamente lo stesso giocatore. Petagna, quelle sono le caratteristiche. È così, fare sportellate, prendere la palla a spalle alla porta, mantenerla, fare a botte, e fa a botte, e sotto porta qualche gol se lo mangerà sempre perché non ha la freddezza, ovviamente. Vedi? Però siamo al secondo gol decisivo di Petagna, o sbaglio? Perché quello col Crotone, e vabbè, il 4-0 facciamo conto che non conta. Però col Benevento gol decisivo 2-1 e con oggi gol decisivo 2-1. Questi sono gol pesanti che valgono 3 punti, ragazzi. Quando poi vogliamo sfottere a Petagna, sfottiamolo. Perché comunque è macchinoso, è bulldozer e tutto cose. In questo momento Petagna ti è valso 6 punti già. Solo a me piace Fabian? Credo di sì, Gianni, in questo momento. Credo di sì. A me non è che mi dispiace come giocatore, perché se tu prendi le caratteristiche, è grosso fisicamente, quindi si fa rispettare fisicamente, ha un grande sinistro. Oggi ho visto anche qualche cambio di gioco interessante, perché lui ce l'ha il lancio di 40 metri. Però... che già fa? Secondo me giocherà bene contro l'Inter. Amen. Magari se entra nel secondo tempo. Amen. Il Napoli nel primo tempo ha giocato malissimo, nel secondo tempo ha messo Lozano e Petagna, ha ribaltato la partita. Esattamente, Alfonso. È proprio così. Gol pesanti che valgono il doppio. Sì, Giuseppe. Assolutamente. Ma avete visto che gol che si è mangiato Lukaku? No, Marco. Purtroppo non ho avuto ancora modo di vedere gli highlights. È quello che farò a breve, perché devo recuperare, perché stasera sono live dall'amico Cozzolino è Salvatore Cozzolino del canale Zoccolino. Quindi tutti voi che siete qua, siamo 200, lasciate il like. Sappiate che ad un certo punto lancerò la notifica sul mio canale Telegram che trovate in basso in descrizione, e saprete quando sono live ospite dallo Zoccolo Duro, lo youtuber famoso del Milan, che mi ha invitato e mi ha chiesto di parlare della partita e dell'attuale giornata di campionato. Quindi mo vediamo un pochino, magari io mo vado live per altre cose, ci facciamo un'altra mezz'oretta. Poi vorrei andare live dall'altra piattaforma per giocare un pochino, però troppo vado in overflow. Giuseppe Argento, Meret è incolpevole, ragazzi, sul gol, poteva provare a chiudere ma comunque era 1 contro 1, inoltre chi ha giocato a calcio lo sa, non è mai colpa del portiere, dicono gli allenatori. Vabbè, gli allenatori, mai colpa del portiere, dipende, alle volte è colpa del portiere, qua se tiri centrale a papera, alle volte puoi uscire, però gli allenatori dicono sempre, anche chi ha giocato a pallone, se stai 1 contro 1 devi uscire, devi chiudere, devi spaventare l'attaccante, se resti in porta l'attaccante ha fatto gol. Questo ci insegnavano a noi a scuola calcio. Sicuramente poteva fare meglio, ci stanno dicendo tutti, quindi GA7 non ti ha risposto, Flavio? No, purtroppo sarà impegnato, avrà da fare. Le nostre collaborazioni le stiamo facendo con altri youtuber, ragazzi. Che vi devo dire? È più difficile collaborare con i napoletani che non con quelli di altre squadre. Paradossale, alle volte è paradossale. Secondo te vendere Meret è un errore? Perché si parla di Inter come dopo Andanovic, per me sarebbe un grande errore. Sicuramente se va in una squadra grossa come l'Inter, eccetera, eccetera, diventa il nuovo portiere della nazionale. Meret è uno di quei giocatori su cui tu dovresti puntare e metterlo titolare come lo era prima, ma titolare, cioè titolare inamovibile per fargli riprendere confidenza. Se gioca una volta ogni tanto non riprende la forma e anche la fiducia, quindi credo che venderlo sia un errore, anche perché Ospina
ha una sua età. Però capisco anche che Ospina garantisca più tranquillità alla difesa e quindi priorità alla squadra che al giocatore. Come lo vedresti uno scambio Fabian Ruiz-Eriksen a gennaio? Lucio, Eriksen è un trequartista, se scambi Fabian Ruiz ti servirebbe un altro centrale, anche se puoi fare di necessità virtù. Lo farei, è ovvio che lo farei, cioè la risposta è sì, lo vedo bene, solo che non penso si farà, perché comunque Fabian prende un ingaggio più basso, Eriksen molto più alto e non c'ha azzecca, cioè non è un'operazione che il Napoli mette in piedi. Lo venderesti Fabian per Veretout? Sì, solo che Veretout la Roma non te lo dà. Sono stato sfortunato al Fantacalcio, avevo messo in panchina D'Ambrosio, Dybala e Gosens. Wow, incredibile, ma Gosens lo devi mettere sempre, amico mio, Dybala e D'Ambrosio capisco che sono sempre in dubbio, però Gosens secondo me è sempre titolare perché qualche assist, qualche gol lo fa. Giuseppe D'Argento, non siamo d'accordo su niente, amico, ma veramente così, perché il calcio è bello anche per questo. Petagna non giocava così e faceva segnare, ora a prima punta bisogna aspettare più conoscenze e più cross, dato che quest'anno no preparazione estiva soprattutto. È vero, è tornato alla fine della preparazione visto la positività, questo è anche vero. Comunque Petagna è sempre stato così, prima punta atipico, mo ci sta ragionando e deve essere più finalizzatore. Fabian per Szoboszlai subito, dove devo firmare? Ma subito. Che goduria vedere Insigne che va a difendere il suo amico Mario Rui alla Gattuso. Mi piace Francesco, mi piace questa cosa che sottolinei, perché non possiamo vedere Insigne fare a botte oppure fare la voce grossa solo con la nazionale italiana, lo vogliamo vedere anche con il Napoli, difesa, appartenenza. Io ancora già capito, qualcuno di voi ha capito bene come è andata quel parapiglia che era Ramirez? Non è chiaro quello che stava succedendo, Mario lui lo stava alzando, poi gli avrà detto qualcosa e Mario lui è partito e poi è arrivato Insigne. Se qualcuno ne ha capiti di più fatemelo sapere nei commenti. De Paul al posto di Fabian, sì, assolutamente. Mentre Salvatore Troianello dice non criticate Meret, è giovane, quel tiro non lo prendeva neanche Buffon e Zoff in due in porta. Ma ragazzi, al di là del giovane o non giovane, ci sono tiri imparabili. Non lo so se questo era imparabile, ma anche tiri parabili, anche il migliore al mondo, no? Cioè Buffon, ma magari un altro, fatemi il nome di un altro portiere fortissimo, Neuer, che Neuer non prende gol, anche Neuer prende gol. Non è il gol che deve farci giudicare Meret, è le uscite, il parlare, l'impostare da dietro. Il gol preso lascia il tempo che trova per il portiere, secondo me. Comunque sei un grande, grazie Flavio. Per me, da quando è andato via Marek, gioca più disordinatamente, a volte vedi tutti da un lato, manca uno così a centrocampo e Marek l'abbiamo sottovalutato sotto questo punto di vista. È vero. Meno 8 like per far vedere Valerio fare i push up. Siamo già a questo, già sento male le schiene, solo a leggere già sento male le schiene. Andrea Maso, anche no. Però benvenuto sulla live. Mario Rui, Ramirez, credo che Ramirez lo abbia trattenuto quando lo stava aiutando per alzare per non farlo correre in difesa. Può essere, sai. Vendereste Demme per Rabiot? Ma mai nella vita, mai nella vita. Si tenessero Rabiot, assolutamente mai. Secondo me Meret lì appena Young ha sbagliato il controllo doveva uscire. Esatto.
Esatto, perché lì fa un controllo improvviso Jankto, quasi sbagliato, come anche io la penso così, ha fatto un controllo strano e se l'è ritrovata avanti e se l'è allungata moltissimo. Lì un portiere magari più reattivo, forse più coraggioso, poteva accorciare e partire direttamente sulla palla. Sì. Mario ha fatto il fallo, lo ha aiutato, Gastone alzandosi lo ha mandato a fare in culo e da lì il tutto, vai lo reschiato la capa. Ok, c'è stato un pochino di parapiglia. Secondo te faremo una partita difensiva contro l'Inter? Capitan Giovi, è una bellissima domanda, non è banale perché l'Inter anche ama giocare di rimessa, non è una squadra che si prende palla, la fa girare bene, non è una squadra che fa girare bene il pallone l'Inter. Quindi non credo, credo che il Napoli, a differenza della Coppa Italia, possa fare di più la partita, però stiamo a casa loro, sarà equilibrata, sarà un po' e un po'. Secondo me sarà un po' e un po'. Venderesti Osimhen per Lukaku? Alfonso, Lukaku è forte, Lukaku ti risolve un sacco di partite. Lukaku quanti anni ha? 27, 28? Mi chiedo, perché lì è la risposta. A oggi sì, a oggi, per averlo oggi sì, per il futuro mi tengo Osimhen, però per oggi sì, lo farei oggi. Puoi abbonarti al canale? No, questo non è. A 300 like Valerio fa solo 5 squat e siamo generosi, ma gli squat quelli là così senza manubrio. Forza forza, cacciate like che ce li avete così sotto la punta della lingua, cioè avete like sotto la punta della lingua. Allora, come ha giocato Fabian? Ce lo diamo un 6? 5,5. 5,5. Si può dare il 6, ma quando viene sostituito a fine primo tempo 5,5. Mi dispiace assai. Quale calciatore del Napoli vorresti accanto a te in una rissa? Senza dubbio Mario Rui, senza dubbio Bakayoko. Demme è che è toast, ma lo vedo un bravo ragazzo. Demme fa da paciere. Io Bakayoko lo metto là davanti e mi nascondo dietro. Mario Rui botto in mano primis, Manolas sicuramente. Questi tre in primis. Poi anche penso Patron Ospina pure sarà bello tosto. Contro l'Inter ci vorrà un altro Napoli. Oggi c'era leziosismo al centrocampo. Con Di Lorenzo in campo siamo molto vulnerabili nelle transizioni veloci degli avversari. Barella oggi si è confermato top. Barella è sempre top e doveva essere pure in difficoltà fisica, ma recupera sempre, alla fine la sua partita la fa sempre. Barella però sta dall'altra parte. Di Lorenzo se la dovrà vedere con diciamo un esterno sinistro che potrebbe essere Perisic, potrebbe essere Young, non so se può adattare Darmian, non credo recuperi Kolarov. Però sì, dobbiamo stare attenti. Ce l'abbiamo fatta? 250? Allora arriviamo a 300 per fare gli squat. 5 squat e 2 piegamenti e ci sto rimettendo. Dai. 10? Ma quanti like siamo? Non ho capito. Non avevamo detto a 300 con gli squat? Non lo so. Vale, vatti a leggere... No, dove sta? Vale, vatti a leggere il post di Lorenzo. Si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Scrivetemelo voi, scrivetemelo voi, se no faccio un macello col telefono. Ma perché, ragazzi, secondo me, vi ripeto, mo adesso ce la stiamo prendendo con Di Lorenzo, ma secondo me non è stata la peggiore partita di Lorenzo oggi. Se andate a vedere la reaction, io dico più bravo che cattivo. E quindi siamo a 2,50 e allora dobbiamo arrivare a 300. A 300 faccio tutto insieme, faccio i push up che non si vedono perché i push up sono a terra e quindi ne breed. Gli squat li vedete perché salgo e scendo e li faccio tutti insieme. Come ti è sembrato Lobo in cui... Sì, Andrea, sì, ti devo dire la verità. Lobo mi ha fatto dire nella mia mente ad oggi meglio Lobotta che Fabian, perché nonostante abbia il fisico mio
Lobo si gira velocemente su se stesso, non perde troppo tempo, fa qualche tocchetto in più, però a testa alta e anche con una certa rapidità. Bobotta meglio di Fabian in questo momento nei due di centrocampo, sì, l'ho notato. Ok, quindi meno 50 e parte con 10 squadre e 10 scafoidi per noi. Ma gli scafoidi... Ma quindi vale mercoledì Koulibaly contro Lukaku e tra le altre sfide interessanti, sì, speriamo bene. La sfida dei Neroni, speriamo bene. Allora, non dimentichiamoci che l'anno scorso l'Inter ci ha aspettato per tutta la partita sfruttando i nostri errori. Bravo Francesco. Quindi non credo che andranno a fare la partita loro. Però non ci dobbiamo scoprire, se la vuoi fare tu, se ti fai ingolosire, no? Dal fatto che l'Inter ti aspetta, se poi ti scopri, dobbiamo fare bene le preventive, ragazzi, dobbiamo annusare il pericolo, dobbiamo avere il veleno, il coltello tra i denti e tutte le cose che dice Gattuso, le dobbiamo fare tutte. Non so, Vale, io penso che Mario Rui abbia, secondo i giocatori della Samp, fatto fallo e quindi quando lo stava aiutando per alzare lo ha mandato a quel paese perché è frustrato. Sì, ma qualcosa del genere è successo. Però è stato grave perché sennò Lorenzo non interveniva, poteva finire là. Di Lorenzo 22, un abbraccio a quelli che giudicano, forse senza guardare. Quando Valerio Fluido da New York vi dice che questi ragazzi, e ve lo sto dicendo dall'anno scorso, che questi ragazzini sono ragazzini, io tengo 37 anni, non posso dire che sono ragazzini, io tengo l'età di Quagliarella praticamente, sono ragazzini che stanno 24 ore su 24 sui social, voi mi dovete ascoltare, perché stanno 24 ore su 24 sui social, specialmente su Instagram. Magari una live del genere non se la vedono, ma le live reaction, i video singoli se li vedono, ragazzi, se li vedono. E quindi quando noi andiamo a fare le critiche trancianti, questi ragazzi se la legano al dito, fanno il fiocchetto, se lo sono legati al dito e poi aspettano la prestazione per togliersi il sassolino sul social come se fosse un dissing tra gente così. Noi li vediamo inarrivabili perché questi si guardano le cose nostre, se le guardano. Allora, se lui è stato zitto finora è perché sapeva dentro di lui anche di non aver giocato benissimo e di aver sofferto, eccetera, eccetera. Se ha scritto questa cosa qua oggi, vuol dire che lui oggi è consapevole di aver fatto una buona gara. E mi dà ragione a me, perché io vi sto dicendo da inizio reaction e da inizio live che Di Lorenzo oggi non malissimo, meglio, in crescendo. Ripeto, insisto che deve comunque fare un po' di riposo, l'abbiamo capito, l'abbiamo detto, però non peggio di altre volte, perché altrimenti non avrebbe mai scritto una cosa del genere. Attenzione, su questo canale vi ho anticipato un sacco di cose. Meret per Sirigu non ha alcun senso logico. Non ha alcun senso logico a livello di età, ma stasera hai portato il caffè Napoli nello spogliatoio, tipo bella, ho portato proprio il caffè nello spogliatoio, mi piace. Meno 40 like per gli squat, forza, like trancianti. Bellissimo Rita, vai. Un po' di like trancianti. Oggi Lozano me l'ha fatto sentire nella patata, per citare qualcuno, non so cosa stai citando, non voglio entrare nella scazzetta, ma mi sa di qualcosa di scabroso. Va bene. Occhialini gialli, state of mind. Dove sta? Alfonso Monovo, ma dici una cosa, no, vale 1 milione, Mkhitaryan massimo 10. Vabbè, non so se Sirigu vale 1 milione, Mkhitaryan 10 non credo proprio. Voglio dire, sono due giocatori, non so perché state andando a fare questo paragone un po' strano. Andrea Femina, salve, buonasera, benvenuti ragazzi, benvenuti alla stanza, benvenuti ai nuovi che si sono collegati da poco. Noi abbiamo fatto
un'ora, forse più di un'ora, quasi 2 ore, siamo quasi a 2 ore di approfondimento. Sta citando GA7, no, vedi, non lo sapevo, devo recuperare più video. Solo a me fa impazzire vedere giocare Lozano così, non solo a te, amico mio. Se hai visto la mia reaction, hai visto che sono impazzito anche io. E la reaction, ragazzi, la trovate pinnata, bloccata in testa alla chat che vedete, potete cliccare e poi tornate live. Ma che ce ne facciamo di CR7? È vecchio, quanto pensi che possa giocare ancora? Meglio Lozano, giovane e velocissimo. Diciamo che Lozano deve dimostrare un 600-700 gol nella sua carriera come ha fatto CR7, ma è chiaro che come operazione di mercato, sì, ti do ragione Angela, è ovvio, comprare Ronaldo significa comprarti un giocatore che ti fa vincere oggi e poi non te lo puoi rivendere, ti rimane sul groppone, ti fa andare in rosso sul mercato, sui bilanci. Lozano invece è un investimento per il futuro. E CR7, credetemi ragazzi, per quanto lui sia stato decisivo finora in tutti i campionati, perché è stato decisivo in tutti i campionati, poi sul breve della Champions non lo è stato spesso nelle partite singole, ma poi comunque la Champions non l'hanno vinta, e credetemi, alle volte è più un problema che altro. Per un allenatore che non sa dove metterlo. Poi è chiaro, 2 rigori te li segna, si portano a casa la partita e ti vincono, e si portano a casa 3 punti che magari con fatica avresti portato da Genoa. Non lo so, ho appena visto la reaction, ma Mario Rui che prende questioni. Vincenzo, sì, ne stavamo parlando. Mario Rui è così, è fumantino. Bene che Insigne sia andato anche a difenderlo, così non è pazzo Mario Rui che si prende le questioni da solo. Vale per come gioca Conte, siamo noi gli avversari perfetti, attenzione. Attenzione, sì. Meret secondo me va ceduto in prestito in modo che possa giocare con continuità e acquisire fiducia. Anche oggi, a parte il gol di Angolo, l'ho visto insicuro su qualche uscita e su qualche presa. Anche io ho visto un po' di insicurezza, Dario, però io non credo che serva un altro anno in prestito. Serve che giochi già nel Napoli. Cioè lui ha già dimostrato col Napoli di avere le potenzialità per essere il portiere titolare. Però finché c'è Ospina, capisco la tua idea di lanciarlo in prestito, eccetera eccetera, per farlo giocare, per non farlo arrugginire, sì, va bene. Non lo so se a lui va bene che a quel punto se ne vada una squadra per giocare direttamente. Se ricordi Vale, Meret con Ancelotti fu uno dei pochi a mantenere la baracca in piedi, vero? Oggi Meret è in peso perché secondo me non si sente al centro del progetto. Ci sta come valutazione. Buonasera a tutti, vado a guardare la reaction, un bel piatto di gnocchi avanzati a pranzo, ancora più buoni quando avanzano, ancora più buoni, fantastico. Spiego una cosa importante, gli utenti non si deve spammare, se poi qualcuno scrive offese posso perdere i messaggi, grazie dell'attenzione. Allora, si riposa durante le vacanze di Natale di Lorenzo. Ma praticamente sì, Angela, perché deve tirare avanti. Lo prenderesti Dzeko al Napoli? Amico, Dzeko oramai è a fine carriera, la deve finire penso alla Roma, o magari si fa un anno in qualche posto esotico dove il calcio non conta. Oramai è tardi, Dzeko andava preso 4-5 anni fa. Buonasera a tutti, allora vediamo un pochino. CR7, ho sempre sostenuto che spesso rappresenta più un problema che vantaggio. Tino, sono d'accordo, ne l'abbiamo detto. Una domanda, perché si continua a dire che Petagna sia inutile alla causa? Io l'ho sempre difeso dall'inizio. Chi dice inutile alla causa, Vincenzo, non vede le partite, perché Petagna ci ha già portato 6 punti ed è come terzo attaccante un lusso che poche squadre si possono permettere, terzo attaccante di riserva. Lo stiamo utilizzando parecchio perché Osimhen ci è venuto meno. Estrazione dell'Europa League domani, lunedì alle 13, e vediamo se andrò live. State tuned perché può essere che vado live per fare la reazione live, non lo so, vediamo un pochino. Ti piace cucinare, Roberto? Sono un po' pigro, ti dirò la verità, sono un po' pigro.
però mi sto divertendo. Quando riesco a trovare, a ricreare i sapori della mia infanzia, mi sto divertendo ultimamente. Adesso sta in Milan, Vale, te lo vedi? Ragazzi, sì, siamo a 144. Siamo a 44, 14 e 44 in Italia, a New York. Quindi siamo alle 8:45 in Italia e il Milan sta per cominciare. Direi, visto che stiamo tra di noi, che vado a vedermela. Vabbè che si è iscritto anche il Papa, però te lo dico prima, se si dovesse iscrivere che tra io me ne vado. No, ma non credo. Nel caso abbiamo il controllo, lo banniamo. Ayer Guio, ciao. Quasi sempre Rigu. Sì. Novità su Osimhen non si sa. E se si scrive Putin, ragazzi, piano. Pronostico Milan-Parma 1-1. Ma i pronostici veramente lascia il tempo che trovano, però l'ho detto. Vediamo che succede. Ma perché anche altri attaccanti stiamo bene così? Il Napoli di Cavani e Higuain fece meno punti del Napoli di Insigne, Mertens e Callecon. Memoria storica di Rachele. Vero. Verissimo. Dario Davino, Meret è un portiere che sta sempre in da Guardiola. Sì. Fischio d'inizio, rigore per il Milan. Niente di meno. Subito. È una battuta che ci sta, Francesco. È una battuta che ci sta. Ovviamente. Ragazzi, allora, non so a quanti like siamo arrivati, ma io purtroppo non abbiamo raggiunto i 300, gli squat non li faccio, posso fare i push-up che ho promesso a Marat, ma non li potete vedere perché non è che posso prendere tutto il computer e così. Se io allontano la sedia e mi metto a terra, voi non vedete niente. Le posso fare qua sulla scrivania, vanno bene lo stesso? Non lo so, non penso che vanno bene lo stesso. Ma non siamo arrivati a 300, quindi non li meritate, non meritate gli squat, non meritate niente. Scherzo, vi voglio un sacco di bene. Andiamo ai saluti. 261 non merita niente assolutamente. Meritano invece i moderatori, che ringrazio per la loro presenza, tutti gli amici abbonati, tutti gli amici che sono iscritti al canale Telegram, che è gratis, vi ricordo, mi serve a me per lanciarvi le notifiche quando andiamo ospiti e quando andiamo nelle altre piattaforme. Vi voglio un sacco di bene, siete bellini, attenzione, perché ci sono momenti in cui la bellineria può diventare carineria, si può diventare anche bellissimi, dipende dal comportamento di ognuno di noi. La vita è così, la vita è strana, la vita ti lascia a volte quell'amaro in bocca, ma con un po' di pillola e lo zucchero va giù e i pompieri di giù. È arrivato il momento in cui ci vediamo magari più tardi sullo zoccolino duro o moscio